I monumenti de Padova illustrai da Camillo Semensato in lingua padovana. Demo ancora avanti con la nostra bea passeggiata e un co l'esemo dei Carmini. Porta Porteo se da a parte de Venezia. Da st'altra parte, venendo da stazione, se va ai Carmini. E a Cesa dei Carmini se a fine del 400, con una cupola e un'abside però pivece. E a se sta fatta da Lorenzo da Bologna, e a Gadobea qua Santiere de Giovanni Bonazza, bei altari, un monumento funerario dedicato a Tiberio Deciani, fatto nel 500 dal Segala. Tutta particolare se a sagrestia, un'architettura veramente ben disegnata, piena de proporzioni, con che l'aria de freschezza, de contentezza anche, che è più belle architetture del 400. Da una parte del vecchio chiostro del convento, che sia a scuola dei Carmini, con degli affreschi di Giulio Campagnola, un pittore giorgionesco che se sta anche un famoso incisor, o anche de Domenico, che era Sofiore. L'incontro di Anna con Gioachin è così bello che molti ora creduto de Tizian. Poco più in là da Cesa dei Carmini, dando verso Porta Trento, cioè in via Beato Pellegrin, catemo un palazzo grande del Settecento, fatto dall'architetto Antonio Novello. Egli era il palazzo dei Maldura e qualche anno fa egli era il comando dei carabinieri ed esso diversi istituti della facoltà delle lettere. Un fia più avanti si trova Palazzo Treves, in dove nel Settecento stava il conte Poeni, grande scienziato che gascommissia a fare anche a Padova e osservazioni meteorologiche quando nessuno ne faceva. Così Padova è stata la terza città d'Europa a aver notato a piova, il vento, il freddo, il caldo, se era nuvolo, eccetera, eccetera. Più avanti ancora, in via San Giovanni de Verdara, si trova un gran convento, con dentro l'ospedale militare. Chi che se buoni d'andar dentro, i può vedere dei chiostri che neanche se podaria immaginarsi di trovare, fatti anche a questi, come a Cesa del Carmine, da Lorenzo da Bologna.